Questo servizio è offerto da Coop Services, risorse umane e soluzioni per il territorio. Partirà tra pochi mesi il recupero funzionale delle barchesse dell'abbazia della Vangadizza di Badia Polesine, al fine di realizzare all'interno dell'edificio un centro per la valorizzazione dei mestieri dell'artigianato artistico. Grazie a questo progetto, del valore di 1 milione di euro, in parte finanziato dalla Regione Veneto, anche l'immobile che si trova tra l'ingresso di Via Cigno e il Parco Munari verrà recuperato per ridare alla Vangadizza la centralità che aveva nel suo periodo di massimo splendore. L'indirizzo al quale vogliamo far prendere a questo elemento monumentale di importanza non solo locale ma almeno regionale è che vi si svolgevano in effetti in passato alcuni mestieri, alcune attività dell'artigianato che ora si chiama di servizio ma che ora è un artigianato di vita di tutti i giorni. Il riprendere, prima perché non va dappertutto, ma poi perché è anche una ricchezza in termini economici, comunque perché l'avvio di giovani al lavoro, al recupero, a insegnare loro come si può restaurare, come si può riprendere, come si può riqualificare, come possono fare un sacco di attività che non siano standardizzate e industrializzate. Evidentemente il luogo deputato per noi è quello lì. Il progetto ha 2 obiettivi: il restauro di un'ulteriore porzione dell'imponente complesso monastico badiese e l'inserimento di almeno 5 aziende artigiane che dovrebbero costituire la base di un consorzio per lo sviluppo dell'artigianato artistico. I volumi sono dei volumi che daranno disponibili 700 metri quadri, modulabili a seconda delle esigenze poi delle aziende che verranno scelte. È una parte della Vangadizza meno nota ai più, si tratta appunto di una struttura che sono le vecchie barchesse, ma era la parte proprio dedicata a questo tipo di attività, la parte più prettamente lavorativa dell'intero complesso abbaziale. Abbiamo traccia di questo già nelle piante dell'Ottocento e nei disegni del Settecento, quindi è proprio un ritornare all'antica origine di questa parte dell'abbazia. È un intervento appunto interessante perché prevede delle soluzioni rispecchiando i 9 moduli delle barchesse originali che sono ancora rintracciabili nelle strutture e nel terreno. Verranno appunto realizzati queste botteghe che potranno essere da un numero di 9 a un numero anche inferiore a seconda delle necessità. Attualmente si parla dai 50 metri quadri ai 100, poi naturalmente la struttura è stata proprio progettata in maniera di adeguarsi alle esigenze degli artigiani che si insedieranno. Le aziende che si insedieranno nelle botteghe verranno scelte tramite un bando di gara che verrà predisposto dal Comune e da Coop Services. Ci offre la possibilità di non solo offrire degli spazi a buon prezzo con la possibilità di avere un contributo a fondo perduto del 50% per le aziende che andranno ad inserirsi, ma anche di creare un centro che abbia la qualifica di farsi riferimento regionale ma anche nazionale e vorrei dire anche internazionale nell'ambito di quelle attività che possono creare posti di lavoro e opportunità occupazionali sotto il profilo imprenditoriale nelle attività della decorazione e del restauro in modo particolare. Il progetto esecutivo per il recupero dello stabile è stato realizzato dall'ingegner Claudio Giarola e dall'architetto Ettore Vio. Il progetto è finanziato dalla Regione Veneto per oltre 700.000 euro, a valere sulla misura 1.3.3 del POR CRO, interventi nell'ambito dell'artigianato artistico e tradizionale. Sono partner del progetto anche la provincia di Rovigo, l'ISA di Castelmassa, il liceo artistico Roccati di Rovigo, l'APAR Confartigianato di Rovigo, il Consorzio di Sviluppo del Polesine e la GCI Veneto.